Eccoci qua, cari telespettatori. Allora vi presento subito i nostri interlocutori preziosissimi, perché stiamo vivendo un periodo abbastanza difficile, tanto per cambiare, perché ci fosse una buona notizia in questo momento. Allora, ben arrivato Andrea Crestani, direttore dell'Ambi Veneto, Associazione Nazionale dei Consorzi sostanzialmente, i consorzi di bonifica. E Maurizio Antonini, ben ritrovato, direttore della CIA del Veneto Agricoltori. E allora io direi di cominciare innanzitutto con la situazione che stanno vivendo gli agricoltori, poi andiamo a monte a vedere cosa succede con tutto quello che ne concerne. Grande siccità, carenza d'acqua e tanti dicono ma bisognava prepararsi a questo, bisognava fare qualche cosa, l'agricoltura doveva in qualche modo accorgersene per tempo. Spieghiamo un po' qual è la situazione che si sta vivendo a livello regionale, le varie aree, se ci sono zone più martoriate da questo oppure meno? Ma guardi, intanto 2 minuti solo per fare appunto il punto della situazione. 3 aree di bacino sostanzialmente: abbiamo il Piave, il Brenta e l'Adige, in cui il Brenta e il Piave, quindi tutta la parte diciamo del nord-est del Veneto, è in zona rossa, quindi in grosse difficoltà idriche, mentre sull'Adige non siamo ancora in zona media di controllo e quindi vi è ancora la possibilità dell'acqua. La situazione è di una gravità abnorme, basti solo dare un dato oggi, che è quello delle culture primaverili, invernali, che sono appunto il frumento. Abbiamo una riduzione di quasi il 30% della produzione e quindi un calo per quanto riguarda la redditività di quasi 30 milioni di euro solo per quanto riguarda il frumento, per poi passare al mais, a soia e barbabietole, situazioni di gravità assoluta, perché oggi è l'attività vegetativa di queste piante e quindi la necessità di queste piante di avere acqua e quindi creare la loro potenzialità vegetativa. Acqua ce n'è e ce n'è poca purtroppo, e quindi va in riduzione sicuramente di produzione. Chiariamo che nel momento in cui andiamo in riduzione di queste importanti colture, importanti perché servono anche per l'alimentazione animale, per la nostra zootecnia da carne e da latte, andremo in difficoltà anche sull'agricoltura in genere e anche sugli allevamenti zootecnici. Quindi il problema della siccità è un problema molto complesso che oggi il settore agricolo, soprattutto per le nostre 62.000 aziende che abbiamo nel Veneto, gli 800.000 ettari che abbiamo nella regione Veneto per quanto riguarda la SAU, la superficie agricola utilizzata, è in grosse difficoltà. Noi oggi dobbiamo trovare delle soluzioni concrete e celeri per dare la possibilità al mondo agricolo di sollevarsi da questa grossa difficoltà. Ecco, qui stiamo vedendo appunto l'alveo di alcuni fiumi veramente ridotti malissimo. Ne ha citato Piave, Brenta, Adige, c'è anche il Po che comunque non è messo bene tra le altre cose, quindi la zona del Polesine ne risente grandemente Ma guardi, la zona del Polesine, quindi tutta la zona litorale, ne risente in maniera molto più elevata anche rispetto ad altri, perché là c'è anche il problema del cuneo salino. Nel momento in cui non c'è la pressione dei fiumi e c'è la pressione da parte del mare, l'acqua del mare va nei territori agricoli e quindi crea il cuneo salino e quindi la salinità dei terreni. Già oggi il cuneo salino si registra a 20 km dalle foci del Brenta, ma anche del Po, e quindi migliaia di ettari, se ne parla già di circa 8.000 ettari, sono di difficoltà di produzione, perché una volta che il sale va nel terreno hai voglia a portare via quel sale in quel terreno là, e quindi la difficoltà in quei luoghi è ancora più difficoltosa. Cioè non si riesce, non ci sono tecniche per arginare? Guardi, le tecniche ci sono e i progetti ci sono anche, basti pensare a quello del Brenta. Ovviamente non possono essere sempre cantierabili. Quando si parla con la pubblica amministrazione si parla sempre di progetti cantierabili ma non effettivamente fatti. Noi oggi abbiamo necessità di fare investimenti per quanto riguarda il cuneo salino e quindi le barriere che ci sono già progettate, che sono anche cantierabili, si devono avere i finanziamenti per fare tutto questo. Per questo il PNRR dà delle risposte concrete, per questo la politica, ma anche la Regione Veneto, ma anche a livello ministeriale si deve intervenire in maniera tale da superare queste grosse gravità che abbiamo in questi territori. Direttore, allora, io adesso mi allaccio subito al cuneo salino per esempio, perché dopo ci sono anche altre questioni, degli invasi e quant'altro. Certo. Di questo fenomeno non è la prima volta che si parla, a volte è ciclico, però si era già avanzata la problematica tempo addietro.
Cosa comporta l'intervento di cui parlava il direttore? Quindi tecnicamente che cosa bisognerebbe fare e che cosa è anche in vostra potere di fare? Allora, il cuneo salino è un problema che interessa tutta la fascia costiera nelle zone limitrofe al mare. L'intrusione dell'acqua salata nei territori, come sentivamo, produce un effetto desertificazione immediato. Le barriere antisale che vengono proposte sono delle strutture importanti con investimenti di decine di milioni di euro. Ad oggi ne abbiamo progettate, ne abbiamo 2 in funzione sull'Adige, sui rami del Po, scusate, ne abbiamo in progettazione, speriamo in realizzazione ormai da anni sul Brenta, alle foce del fiume Brenta. Una è già progettata, esecutivo il progetto e finanziata con il piano invasi da parte del Ministero delle Infrastrutture sul fiume Adige, ed è in idea progettuale, insieme con l'autorità di bacino, una barriera sul Po. Quindi, e questa è una difesa, diciamo, passiva dall'intrusione del cuneo salino. Barriere che funzionano con dei meccanismi molto semplici. In realtà sono delle barriere poste sotto il livello dell'acqua, impediscono, sono dei flap che quando il fiume spinge verso mare i flap sono aperti, quando il mare spinge verso terra i flap si chiudono. Hanno degli effetti importanti ma non risolutivi del problema. È inevitabile che non possiamo però continuare con investimenti importantissimi a creare barriere su tutto il fronte non solo dell'arco lagunare, perché il problema del cuneo salino ce l'abbiamo anche nel Veneto orientale per quanto riguarda il Veneto, va bene? Quindi interessa tutto l'arco dell'Adriatico per quanto riguarda noi come regione. È inevitabile che dobbiamo pensare anche a qualcosa di diverso, come conservare la biodiversità dei fiumi. Non possiamo bacinizzare tutto attraverso delle barriere. È inevitabile che questo passa a un problema che si risolve solamente a monte, cioè garantire le portate a mare dei fiumi vuol dire iniziare delle politiche di trasformazione completa dei sistemi a monte, partendo dagli invasi. Bravissimo. Quindi si cambia territorio e si va a monte, perché solo da là riusciremo a trovare la quantità di acqua sufficiente per poter, primo, garantire gli usi e secondo, rilasciare in mare quella quantità sufficiente per impedire il deflusso del cuneo. Attenzione, le basse portate e la mancanza di irrigazione conseguente nei territori fa sì che il sale non penetra nel territorio solo attraverso il fiume, ma anche attraverso la falda. E attraverso la falda è ancora più pericoloso, perché in falda, mentre il fiume, una volta che poi arriva l'inverno, arrivano delle piene, lava il fiume e porta a mare, la falda non la lava più nessuno. Perché? E il sale rimane depositato là e con grande difficoltà si riuscirà a ripulire quella falda. Quindi la falda rischia di essere compromessa per sempre. Ma non c'è lo stesso fenomeno anche in falda? Ma la falda, mentre il fiume piove in montagna, dopo 3 ore abbiamo la piena in pianura, la falda ci impiega mesi. L'abbassamento delle falde che abbiamo in questo periodo, che è un abbassamento che rasenta ormai lo 0 percentile degli ultimi 25 anni, quindi non abbiamo mai registrato falde così basse. Per rimpinguare quelle falde dovremmo aspettare la neve dell'anno prossimo e forse la prossima primavera, perché la falda ha un ciclo di ricarica molto lento e quindi i tempi si dilatano. Ecco, lei parla appunto di andare a monte della questione, ma a monte ci sono tutte competenze regionali, no? Se non erro. Allora ci troviamo che i consorzi di bonifica del Veneto, anziché quelli della Lombardia, chiedono un certo tipo di azione, le montagne si trovano in Trentino Alto Adige anziché in Val d'Aosta o chissà dove e rispondono picche magari a un certo tipo di stanza. So che il Veneto più volte ha avuto delle difficoltà col Trentino Alto Adige a monte. Allora ci spieghi la situazione. Sono delle competenze che purtroppo generano dei conflitti molto spesso assurdi, perché l'acqua non è di chi sta sopra, perché sennò i territori di monte sarebbero sempre quelli più fortunati e i territori di valle sempre quelli più sfortunati. Sta di fatto che è così.
perché se la parte verso mare del Rodigino in modo particolare o del Veneto orientale ha delle difficoltà è perché a monte probabilmente non si preoccupano che a valle ci sono, ma così è il Po, il Po, il Piemonte, la Lombardia e una parte dell'Emilia Romagna mette in difficoltà i territori della stessa Emilia Romagna verso il mare e del Veneto. Ecco, queste situazioni generano dei conflitti che la norma però prevede essere gerarchicamente chiari, quindi prima viene l'uso umano, dopodiché bisogna soddisfare l'uso irriguo, a prescindere delle competenze che uno ha e soprattutto dell'interregionalità di queste situazioni. Sta di fatto che una delle richieste che ha fatto il governatore Zaia e che farà nei prossimi giorni nella richiesta di stato di calamità probabilmente è quella anche di un'autorità sovraregionale che possa governare questi momenti di crisi, perché solo un'autorità sovraregionale ha la possibilità di ordinare al Trentino piuttosto che nel caso della Lombardia alla Svizzera, va bene, a governare situazioni di rilasci delle acque affinché i fiumi vengano preservati. Ecco. Perché a monte, appunto, Svizzera e anche Austria ce l'hanno. Sì, è inevitabile che i bacini montani ricaricano poi i fiumi che scendono a valle, quindi, però ecco, è un problema veramente di competenze. C'è una costante che non viene mai tenuta in considerazione rispetto invece a quello che potrebbe essere il futuro nella gestione. Non è che non piove più in Veneto, no, così come nelle altre regioni. In Veneto piovono gli stessi millimetri, forse con un po' di differenza, che piovevano 10 o 15 anni fa. Ma tutti concentrati. Ecco, quindi non possiamo dire che è cambiato i volumi che cadono a terra. Sono cambiate le dinamiche di come piove, quindi piove in determinati periodi e piove in una maniera diversa rispetto a anni fa. Quindi la necessità che hanno i territori come quelli Veneto, ma così anche quelli fortunati come la Lombardia che hanno la possibilità di avere i grandi laghi, come il lago Ticino, il Maggiore e quant'altro, è che è quello di trattenere acqua il più possibile. L'acqua non possiamo più farla scorrere a mare così come l'abbiamo fatto finora, perché il cambiamento climatico porta ad evidenziare le stagioni oramai con un clima di questo genere, che è un clima quasi subtropicale che evidenzia momenti di pioggia a periodi lunghissimi di siccità, e questo non ce lo possiamo permettere, ma soprattutto perché nella nostra regione abbiamo un'agricoltura costruita non per questo clima, quindi o modifichiamo l'agricoltura o ci attrezziamo. Infatti, mi si è toccato un aspetto importantissimo e lo vediamo anche da queste immagini. Abbiamo un'agricoltura molto particolare perché in altri paesi molto siccitosi si sono strutturati con culture diverse, con tecniche anche all'inizio sperimentali, tipo l'irrigazione a goccia, no? Addirittura in certe realtà è vietata l'irrigazione, la profusione di acqua a pioggia, no? Perché la maggior parte evapora. È un problema anche di cambiare il modo di coltivare, come la mettiamo? Spieghiamo un po' ai non addetti ai lavori. Intanto anche qua bisogna fare un inciso, 6 miliardi e 400 milioni di euro è la produzione lorda vendibile del Veneto. 350 più o meno sono i prodotti DOC, IGP, IG, una varietà culturale pazzesca. Quindi noi siamo una delle regioni più alte sotto l'aspetto della valorizzazione dei nostri prodotti. L'agricoltura deve cambiare, certo, ma gli agricoltori stanno cambiando. Gli agricoltori fanno grossi investimenti oggi all'interno del piano di sviluppo rurale per investimenti irrigui, quindi cambio anche della metodologia di irrigazione, in cui vi è una riduzione che varia dal 30 al 50% dell'utilizzo dell'acqua. Oltre a questo, i consorzi di bonifica stanno facendo grossi investimenti sui territori di milioni di euro per gli impianti pluririgui, e quindi portare gli impianti pluririgui nelle nostre campagne vuol dire ridurre anche in questo caso la riduzione dell'utilizzo dell'acqua. Quindi gli agricoltori oggi sono chiamati a ridurre le potenzialità dell'acqua, e oggi gli agricoltori insieme con la regione, perché poi è una programmazione che si fa a livello regionale, si sta facendo. Quello che si diceva è che chiaramente noi sottolineiamo l'importanza oggi
di intervenire all'interno della nostra regione è quella di fare i piccoli invasi, perché questa è una delle soluzioni corrette e concrete che diamo al sistema agricolo in generale, trattenere l'acqua nel momento in cui c'è, e si trattiene solo con gli invasi. Ma questo lo si dice da anni il ormai. progetto che ha fatto l'ANBI a livello regionale, con l'individuazione di 34 siti, con l'individuazione di un contributo pari a circa 270 milioni di euro per fare questi invasi, con l'utilizzo all'interno anche delle cave oggi dismesse, danno una risposta concreta al fenomeno della siccità, al problema che abbiamo della siccità. Perché questo è l'altro aspetto, noi dobbiamo intervenire in maniera urgente su questi aspetti importanti, che oggi non è più un problema che vedremo la siccità fra qualche anno, probabilmente anche il prossimo anno ci ritroveremo ad affrontare ulteriormente questo problema. Per questo oggi ci vogliono soluzioni concrete e dinamiche. Ecco direttore, proprio si accennava a questo, poi vedevo anche prima le immagini, abbiamo appunto un cambiamento climatico in atto abbastanza importante, però ricordiamo l'estate, sì, l'inverno scorso, delle nevicate pazzesche, cioè noi tutti bloccati nel lockdown eccetera, ed sono stati gli inverni più nevosi che si ricordi. E tanti si dice bisogna accumulare quest'acqua che comunque in qualche modo arriva, perché poi potrebbe succedere invece un'estate. Ma invece cosa è stato fatto? Perché anche voi parlate da tanto tempo di creare questi invasi, di farli non solo a monte ma anche sempre più a valle, perché poi l'agricoltura ne avrà bisogno. Il problema degli invasi è un problema discusso, purtroppo però come tutte le cose, discusso quando c'è l'emergenza, perché abbiamo questa cultura che non è frutto, è frutto probabilmente di un modo di fare le cose privo di una programmazione seria, quindi non è che è imputabile a uno o all'altro, perché possiamo fare degli esempi. Se per una serie di motivi, speriamo però non danno questo le condizioni meteo, cambiasse il clima domani mattina, con 3 giorni di pioggia e un abbassamento di 10 gradi, cominceremo a scrivere sui giornali che c'è troppo freddo rispetto a un agosto, che ci dobbiamo andare in ferie. E moria di piante, agricoltura e ci dimenticheremo della siccità che è avvenuta magari che la settimana prima. Questo però sta nel nostro modo di vedere le cose, probabilmente è la stessa programmazione. Non è, e questo lo denotiamo proprio nei confronti con i ministeri, cioè è semplice programmare in uno stato di emergenza e allora si riesce ad ottenere, se non c'è uno stato di emergenza, quindi in tempo di pace cosiddetto, difficilmente si riescono a trovare risorse finanziarie e avere dei programmi lucidi, ecco, delle strategiche per guardare al futuro. Sta di fatto che basta che guardiamo anche la nostra regione stessa, siamo riusciti ad intervenire da un punto di vista idrogeologico negli ultimi anni a seguito delle emergenze che sono capitate. Vaia, prima ancora l'alluvione del 2010, quindi sono tutti interventi emergenziali finanziati dalla Protezione Civile che hanno dato sicuramente un grande risultato. Allora, cosa non abbiamo fatto? Non abbiamo probabilmente avuto tutti insieme una capacità di decidere cosa fare, perché per costruire e per realizzare un piano di invasi c'è bisogno di chi ha le idee, e noi ce le abbiamo da sempre perché l'abbiamo tirato fuori dal cassetto, il piano non è che ce lo siamo inventato, c'è bisogno però degli enti preposti che decidano un percorso autorizzativo. Esatto, attenzione, chi sono gli enti preposti? No, qua è un rapporto stretto con la regione che si pone la stessa domanda, perché il problema, per esempio, gli invasi più importanti che potremmo realizzare, soprattutto nell'alta pianura, sono quelli relativi all'utilizzo delle cave dismesse. Famose cave. Le cave dismesse sono importanti perché? Primo, perché è un territorio già compromesso. Secondo, perché sono degli invasi che hanno disponibilità di accumulare qualche milione di metri cubi, non centinaia di migliaia. Quindi invasi importanti che possono aiutare realmente... Senza andare a scavarne di nuovi e cercare... Bravissimo. E che comunque dimensioni del genere non si potrebbero scavare. Però le cave dismesse hanno dei grandi problemi perché sono private, molto spesso sono esaurite ma non cessate, ed è una bella differenza. Allora aspetti, perché la cosa è interessante, cave dismesse, la interrompo qua perché c'è la pubblicità, però mi interessa questo argomento approfondirlo perché viene fuori sempre. Allora, parliamo anche delle cave dismesse, questa vexata questio, subito dopo la pubblicità, pochi secondi, siamo di nuovo con voi.